Ghost Wine, siamo a Roma, Trinità dei Monti, vediamo tutta la città e quindi siamo in grado di presentare alla città i vini che berranno quest'autunno. Una delle zone preferite dai romani è sicuramente l'Umbria, e voi che siete in Umbria ma praticamente in Lazio è ovvio che Roma rappresenta un mercato importante. Quindi come vi presentate alla città di Roma? Qual è, dovessi raccontare la tua azienda in 3 parole? Allora, è un'azienda comunque molto attenta e rispettosa nei confronti dell'ambiente. Abbiamo molti vitigni. Quello oggi è fondamentale perché la sostenibilità, l'ambiente è una carta che tutti vogliono. Esattamente, siamo biologici, siamo anche biodinamici, non in etichetta, ma comunque tentiamo di fare un percorso molto ecologico e tentiamo di valorizzare al massimo i nostri vitigni quali Sangiovese e Grechetto per quelli che sono i vitigni autoctoni, e comunque facciamo diverse sperimentazioni anche con vitigni internazionali. Per esempio, questo che sto assaggiando è un Sauvignon, un po' particolare come nasce. È molto particolare, diciamo che qui abbiamo voluto un po' giocare in cantina, quindi abbiamo usato 3 tipologie diverse di fermentazione, quella classica in acciaio a temperatura controllata a 15 gradi, e una parte poi di questa massa è stata staccata e ha proseguito la fermentazione in barrique, dove si è fatto il batonnage fino a marzo, mentre il vero gioco è stato quello di utilizzare un'anfora di coccio pesto dove il Sauvignon è stato messo a fermentare con le bucce e lì è rimasto fino a marzo. Questa parte cosa dà al vino? Volume, sensazioni? Una complessità, intanto lo rende completamente atipico rispetto a un Sauvignon. I primi periodi si poteva ancora riconoscere. No, oggi sembra un grande bianco, ma appunto è un grande bianco col barbatrucco questo vino. effettivamente bello, appassionante. C'è un'idea di Sauvignon, ma giusto perché me l'hai detto, però poi in realtà ci si perde più nelle speziature che nel varietale. Questo normalmente è sempre un pregio. Sauvignon meno si sente il varietale meglio è. Il grande pregio di questo vino, lo assaggio con una certa frequenza, è l'evoluzione incredibile che ha avuto, quindi i primi mesi, il primo anno ha avuto la classica evoluzione dei vari frutti da Macedonia, del Sauvignon, ha avuto note di menta, nocciola, aromi balsamici, quest'anno si è affacciato il miele, adesso è diventato comunque un vino a tutto tondo, con un bel corpo, una forte lunghezza e mineralità. Assolutamente intrigante. E invece ecco, per i rossi, che poi magari sono anche vini più adatti ora alla prossima stagione che viene, cosa troviamo? Abbiamo un Sangiovese in purezza. Scegli te, uno da... Diciamo che è il nostro rosso preferito, un Sangiovese 100%. Questa è dannata è 2015, i vigneti si trovano a circa 500 metri sul livello del mare, quindi non è facile ottenere una buona maturazione, però facciamo sfogliature sul lato dove sorge il sole e un grande iradamento dei grappoli, lasciamo un solo grappolo per tralcio, quindi abbiamo una bassa produzione, tutto il lavoro, raccolta fatta a mano e poi grande attenzione a non rovinare queste uve in cantina. Effettivamente è una bella speziatura, questa nota di sottobosco da Marena, questa nota anche balsamiche, e poi in bocca effettivamente un 2015 ancora vivo, pulsante, questa nota un po' di tabacco. Sì, la speziatura è quella che ti colpisce sicuramente, e poi anche molto armonioso comunque in bocca, non ha picchi particolari, è un vino comunque che si beve tutto sommato facilmente. Da queste parti come si abbina questo vino? A casa tua? Questo è con gli arrosti, è la morte sua, come si dice qui. Bisogna parlare tecnicamente in questa occasione. Grazie mille Cristian. Grazie Andrea, grazie.